buonasera, siamo qua a Sassari con Paolo Carboni al Cinema Moderno in occasione della seconda proiezione sassarese del film Capo e Croce, un film che fotografa un momento storico importante legato al movimento dei pastori di qualche anno fa e che acquisisce ancora oggi un valore ancora più grande in occasione dei festeggiamenti legati a Sadiese e Sardegna. Cosa ci puoi dire, Paolo? Sicuramente fa piacere che Capo e Croce sia il film che è stato scelto per le proiezioni insieme a altri, perché credo ce ne siano anche degli altri, però insomma è un film che parla di lotta, che parla di Sardegna e penso che l'evento sia abbastanza appropriato. È un film molto importante perché è fatto sul campo. Paolo stesso, insieme al Marco Antonio Pani, che ha realizzato il documentario, ha realizzato i video direttamente sul campo con le manifestazioni che ci sono state in quel periodo, che è stato fotografato come il momento più alto del movimento dei pastori sardi, che erano guidati da Felice Floris. Come vede adesso questo movimento e cosa rimane guardando le immagini di questo documentario oggi? Beh, insomma, ci siamo un po' allontanati da quello che è quel mondo, nel senso che ci stiamo occupando d'altro. Comunque rimane l'esperienza, i momenti vissuti nelle manifestazioni, negli ovili, momenti che ci hanno insegnato a capire meglio l'isola dove viviamo. Speriamo che il film abbia aiutato anche le persone che stanno lontano dal mondo agropastorale a capire un po' quali sono i problemi e quali sono anche le prospettive di un settore come quello zootecnico dell'allevamento, che in Sardegna può diventare veramente un motore trainante dell'economia in un periodo dove veramente assistiamo al crollo totale di tutto, di tutte le attività economiche. Forse tornare, come si diceva, un po' a sugonnotto, per usare una frase strausata, è opportuno e forse l'unica via di salvezza.